Per il TG Pota som a Brescia e nel quartiere di Cesaneo in due comitati, che è del Brescia Sud per l'ambiente e che è della scuola dell'Edda, e ha organizzato una manifestazione con una sfilata per protestare contro l'inquinamento del PCB che il V della Cafaro che l'impedisce a tutti i gnari di giga, di coltivare gli orci e di fare qualsiasi roba dai parchi verdi. IGA ha convocato anche i due candidati sindac di Brescia, Emilio Del Bono e Adriano Paroli, che sarà al ballottaggio domenica 9 giugno. Noi abbiamo intervistato tutti che hanno partecipato alla manifestazione e anche sentito il parere di Marino Russanenti, che è un esperto ecologista sul problema. Quindi sentirò le interviste con Delur e con tutti i manifestanti. Comitato Genitori dell'Edda, Comitato Ambiente Brescia Sud. Chiediamo ai candidati sindaci quando inizia la bonifica del giardino. Vogliamo una risposta. I programmi vanno bene, ma vogliamo avere una risposta più precisa, perché ci è stato detto che le risorse ci sono anche a livello comunale per bonificare il giardino, quindi vogliamo sapere quando. Abbiamo deciso di intraprendere questa manifestazione per le strade del nostro quartiere perché vogliamo sensibilizzare ancora una volta l'opinione pubblica sul problema che viviamo da oltre 10 anni. Il problema principale che viviamo è che non possiamo entrare nei parchi, tant'è che questa manifestazione si chiama Parchi Vivi, Vivi Parchi, e passeremo in mezzo alla strada proprio perché non possiamo passare nei prati. Faremo un giro per il quartiere partendo da via Livorno, faremo via Fura, passeremo da via Rovigo e arriveremo davanti alla scuola dell'Edda, dove ci aspetteranno i due candidati sindaci al ballottaggio e a loro chiederemo che cosa vogliono fare per il prossimo mandato che uno dei due sicuramente dovrà affrontare. Noi viviamo in un ambiente inquinato da diverse sostanze. La più famosa e principale è il PCB, che è sversato dalla Cafora, ha inquinato tutta questa zona, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo anche l'inceneritore a pochi passi da noi e che per 100 giorni all'anno, quindi un terzo del periodo dell'anno, noi abbiamo i livelli di PM10 oltre i limiti di legge. Non ultimo abbiamo anche il cromo esavalente che è presente in quantità a norma di legge ma comunque presente nell'acqua potabile che viene fornita dalla rete idrica. Noi stiamo denunciando questa situazione perché se noi sommiamo tutti questi inquinamenti, quindi PCB più cromo esavalente più aria inquinata, credo che i bambini debbano essere tutelati, quindi l'amministrazione deve fare qualcosa per aiutarci. Sappiamo tutti, credo tutti qua e tutti noi, anche i due candidati sindaci, sappiamo tutti che in qualche modo abbiamo una responsabilità collettiva per il fatto di aver perso tanti anni. È un po' colpa di tutti, è colpa anche dei cittadini che non si sono adeguatamente mobilitati per anni, è colpa della politica che ha in qualche modo potuto rimuovere il problema, è colpa anche delle istituzioni che dovevano continuare a monitorare, a sorvegliare, soprattutto dal punto di vista sanitario. Emilio Del Bono è risultato quasi alla pari, sopravanzando Paroli di alcuni voti, e va al ballottaggio come candidato sindaco per Brescia. Qual è la sua posizione riguardo il problema dell'inquinamento del PCB, in particolare per questa zona? Un problema che è stato a lungo dibattuto e che è riemerso poi recentemente, ma che richiede molti impegni. Il programma prevede come priorità affrontare con grande determinazione il tema dell'inquinamento di questo territorio, a cominciare dalle aree di pertinenza alle scuole. Questo è un esempio assolutamente palese, più le aree cosiddette verdi, i giardini pubblici, perché di fatto hanno privato un pezzo della nostra città di una grande opportunità di vita, di aggregazione sociale, e credo che qualunque amministrazione debba affrontarla ripeto, come una priorità. Priorità vuol dire recuperare risorse anche comunali per gli interventi, quelli immediati e fattibili, come ad esempio la bonifica della Deledda,
e poi immediatamente dopo recupera le risorse per interventi di maggiore importanza anche economica attraverso l'attivazione del Ministero dell'Ambiente. Io vorrei che il Ministro dell'Ambiente, tra i primi atti che farò, è la richiesta della presenza del Ministro dell'Ambiente come una occasione nella quale di persona possa venire a verificare e possa ragionare con noi concretamente di ciò che dobbiamo fare. Noi pretenderemo una diversa attenzione dal Governo nazionale perché abbiamo bisogno di risorse ben più cospicue di quelle che sono state assegnate in maniera del tutto modesta alla nostra città, e poi attiveremo anche un ufficio comunitario perché dobbiamo andare a reperire risorse in sede comunitaria europea. Di sicuro non dormiremo perché su questo tema ci siamo giocati un impegno in campagna elettorale molto forte e 5 anni di impegno di una battaglia che per noi è decisiva, che è quella di una città ambientalmente sostenibile e che svolta in una direzione radicalmente nuova e innovativa da questo punto di vista. Quindi noi ci giochiamo un impegno vero, non abbiamo intenzione di usare strumentalmente questo tema, ma di affrontarlo con grande determinazione. Il sindaco Paroli ha riaffermato la sua posizione di interesse per questo problema che vorrà affrontare e approfondire nel suo prossimo mandato se sarà eletto. Quindi praticamente abbiamo una concordanza di intenzioni su questo problema da parte dei due candidati sindaci. E dal quartier de Cesaneur noalter gonfat interviste, sentite le voci dei principali rappresentanti del comitato del Brescia Sud per l'ambiente, della Scuola dell'Edda e i due candidati sindac sul problema dell'inquinamento. E darò quindi cosa succederà per questo delicato problema che è tanto tempo che a Brescia si agita e che le sta portata all'attenzione a modo più in questa occasione. E per il TG Poto da Brescia le tut.